non è arrivato in pubblicazione quello, non lo so. Però questo mi fa pensare che magari personaggi che erano nati e che poi hai lasciato lì o addirittura hai cancellato dalla vicenda potrebbero ricomparire in un sequel, per esempio. Quindi mi verrebbe da chiederti questo: siccome hai tagliato tanto, hai tolto tanto, magari quei materiali che hai messo da parte adesso potrebbero esserti utili per un seguito, perché insomma una squadra investigativa non risolve un caso solo, no? Giusto? Ci prende gusto ne risolverà anche altri. In realtà allora, è quello che non gliela fo a scrivere, però nel periodo che avevo un pochino più, e lui è sempre in casa, prima era a Trieste, adesso non c'è più, no, ho un'età, non leggo più e quindi alle 10 mi cala la palpebra e io scrivo di sera, però il sequel esiste già, sono sempre gli stessi segugi, è sempre la stessa zona, che però affronta una vicenda tutta diversa, portando avanti le storie laterali che... sì. Questo si chiude con anche una vicenda all'interno dei segugi, all'interno dei loro equilibri, delle loro dinamiche. Quindi nel secondo libro si introduce anche un dettaglio di conflitti ulteriori, eccetera. E la vicenda è sempre una vicenda gialla, di tutt'altro genere, in tutt'altra zona, si svolge nella capitale delle terre, e si approfondiscono anche un po' le storie personali. Incontriamo per la prima volta Garau, non incontriamo la nonna, però ne sappiamo qualcosa di più. Ecco, poi avrei anche il terzo già a metà, però insomma è già tutta la cronologia, tutto il disvelamento già scritto, dove manca tutta la parte in mezzo, e soprattutto ho tutto il prequel nella testa, perché appunto Zoe è arrivata fino a entrare nei Segugi, Garau l'ha conosciuto prima, e quello è il più bello, quello è più divertente, ma me lo tengo per me per il momento. L'editore è avvisato, penso che abbiamo già altri due libri in rampa di lancio. A questo punto io però... sono le 7:30, a questo punto abbiamo ancora una decina di minuti. Io lascerei a voi, alle vostre curiosità, alle vostre domande, e sfruttiamo l'autrice che è qui, che peraltro, l'ultima cosa che io mi permetto di dire, essendo questo un libro, un meta-liber, perché? Perché la casa editrice ha pensato che era interessante e curioso poter anche accedere al libro, quindi avere il libro cartaceo in mano, ma poter sentire la lettura dei capitoli dalla voce della stessa autrice. Quindi Ludovica ha letto tutto quanto il suo giallo, e voi potete magari seguirlo con il testo davanti, oppure anche no, sentendo lei che lo legge. Quindi non è un audiolibro, un po' diverso, ma la cosa interessante è che l'autore che legge non è un attore impostato dalla scuola d'arte drammatica di Roma, è l'autore, quindi ha il valore, anche il plus valore, che è appunto chi ha scritto, che anche si espone nella lettura. Domande, curiosità? Tutto tranne chi è l'assassino, ovviamente. Allora, definire povero uomo il marito mi sembra eccessivo. No, mi sembra eccessivo. Primo. Secondo, mi sembra questa sera una rimpatriata di 25 anni fa in via Costa. Perché non pare di essere all'ANSA, alla Grand Central, però sì, ci sta. Mi sembra, tu sei come il Barolo, mi sembra che invecchiando mi di Andrea non lo so perché si maschera opportunamente, quindi però andava apposta. Sai qual è il problema? Che se non mettono a fare
sta a casa lì, no? Invece dovevano metterlo nei propri viri nazionali, allora lì ne aveva di lavoro da fare, allora lì avevi tutto il tempo. Comunque la cosa curiosa è che l'editore, che sono io, che se chi non avesse capito, insomma, viene alle presentazioni per sapere che l'autore ha fatto già dei libri nuovi, quindi insomma è una notizia che per sé. a proposito di notizie e di lanci. Allora devo dire che due piccole cose. A noi in questo momento arrivano più o meno un centinaio di proposte editoriali all'anno. A volte ci sentiamo in imbarazzo, quando dico noi, dico io e Andrea, no? L'altra componente di Via Costa, della collaborazione di allora con l'agenzia ANS. A volte ci sentiamo in imbarazzo perché la casa editrice che riesce comunque ogni anno a pubblicare tra i 20 e i 30 libri, oltre alle 2 riviste che pubblichiamo ogni anno e che quindi sono altri 6 appuntamenti annuali. Abbiamo delle collane, le collane in realtà sono comandate, sono libri che sono richiesti agli autori. Ecco, queste 100 proposte a volte ci mettono in imbarazzo, perché noi, voi ve lo ricordate, la prima pubblicazione che abbiamo fatto quasi per gioco è stata nel 99, il libro di Binotto Nou, che ci chiese: ma voi che avete già aperto lì una piccola casa editrice, in realtà facevamo un organo aziendale, non è che facessimo lì, ma io non riesco a capire, avrei un libro nel cassetto, però non riesco a capire il meccanismo editoriale. E quindi lo facciamo per gioco, non so se voi lo ricordate, il premio della storia della ferrovia, la storia del premio di Cortina, con tutto questo che c'era dietro. E tra una cosa e l'altra, l'entusiasmo, ne vendemmo più di 10.000 copie. Questo ci indusse a pensare che insomma un buon libro si può anche, no, può diventare anche un successo di pubblico. Iniziamo con i libri dei colleghi, giornalisti, poi insomma, come sempre la mano venne presa insomma dall'entusiasmo, dall'idea e adesso insomma usciamo. Però delle 100 proposte, le 100 proposte ci mettono in imbarazzo, perché siamo nati anche per dare voce agli scrittori che non riescono a trovare una casa editrice con facilità, e soprattutto una casa editrice